Buonasera da parte di Federico Serio, siamo tornati al Pala Don Bosco per la partita di penultima giornata di Serie C1 Girone A che vedrà affrontarsi 3M contro Città di Leonforte. Sale palla al piede qui affaticato, gira tutto per Cottone, il 10 vuole mandare ancora lungolina e l'alto che calcia in porta a incrociare, primo tiro in porta dei 3M che vogliono affrontare bene questa partita con l'atteggiamento corretto. Affaticato, gira tutto per Cottone, va dentro a cercare Calvaruso che calcia in porta, la palla va fuori di un niente, se l'era costruita benissimo, però qui il set tocca ancora il capitano che può inventare, vuole puntare 1 contro 1, lotta, calcia in mezzo, rimorchio, la palla è buona, il tiro in porta e c'è la grandissima parata da parte del portiere avversario che si è disteso, vuole lasciare la palla là, poi c'è il recupero di palla e va palla a piede, poi c'è Cottone che recupera il pallone, Calvaruso vuole liberarlo, poi rimane là, poi calcia in porta, c'è la palla di Sale e ancora Cottone non riesce a recuperare il pallone, torna indietro, lo fa per andare da Virruso, il controllo del numero 2, può anche calciare in porta, Virruso ci pensa, poi rega tutto per Cottone che la mette in mezzo sul secondo palo, se l'è divorato Calvaruso sotto porta. Virruso può anche calciare in porta, lì ci pensa Virruso, lo fa in porta e stappa la partita Virruso con un grandissimo gol, una fucilata da metà campo, nulla da fare per Ipsale e 1-0 3M, ha segnato il portiere, ha segnato Virruso. Andare avanti, poi le tecniche non passa, la palla da Ipsale che lascia da Alessandro Murato, lo scrive con Tapere, è 2 contro 0, è 2 contro 0, c'è da servire, accetta, servito, accetta, attraversa, poi rimane là e si è divorato un gol facile, pure Ricotta, ancora Calvaruso lotta, la fa sua con la garra, Calvaruso, ma Ricotta affaticato, la mette in mezzo, parata Ipsale, ancora affaticato, prende in piedi Lardo, la palla che rimane lì, si torna per le parti di Palazzotto che gira da Virruso, Tone trova Calvaruso, il controllo del 7 passa ancora dal capitano, dal numero 10 di questa squadra, prova ancora a cercare Calvaruso, terzo, lo fa bene, calcia in porta, prende in pieno Ipsale che si salva, a cercare largo il numero 5 del Ipsale, e può puntare palla a piede, poi va largo a cercare Russo, va ancora dalle 5, il controllo calcia in porta, si deve salvare Virruso, poi calcia in porta Russo, che la manda al lato, Posterza vuole compagnia a servire, va da Ricotta, pressato Ipsale che gli strappa il pallone, va il numero 20, va Ipsale, palo pieno, palla dentro, il tiro in porta, palla va fuori di un soffio, Lucchese va a cercare affaticato, tenta a cercare il rumpolo, bella il controllo, bene la palla per cercare Lucchese, che ha trovato il partire Lucchese, prende pieno, poi c'è affaticato, salva Ipsale sulla linea di porta, il gol del 2-0, prende col capitano che gira tutto per Ipsale, si passa ancora dal 10 che lascia palla Miceli che può puntare e poi inventare, c'è da servire il compagno che la mette in mezzo per Ipsale, ci vuole un grande Virruso a negare il gol dell'1-1 sotto porta, manda avanti a cercare Ricotta che si gira, lo fa bene, va ancora Ricotta, il gol del 2-0, se l'è inventato il numero 27, ha preso palla, si è girato, ha puntato la porta e poi col colpo di esterno la manda all'angolino e 2-0 3M quando mancano ormai 10 minuti fine di questa partita. Palla larga, bella preda Alessandro, chiusa la palla in mezzo, chiusa la palla sotto, forse c'è calcio di rigore, segnato dal direttore di gara. Sale contro Virruso, parte il 20, forte la para Virruso e la manda sulla traversa, si salvano i 3M, si divora il rigore Ipsale, ma c'è la grande parte di Virruso che attualmente è l'MVP. Le porta la palla, la sterza, non passa, poi c'è Rumpolo che parte contropiede per chiuderla, Rumpolo lascia la palla da affaticato e il gol del 3-0 che forse chiude definitivamente la partita, 3-0, grande assist di Rumpolo, affaticato realizza il più facile, il gol è sotto porta, arriva lì Calvaruso che strappa la palla il 7, punta lui, ma Calvaruso, è tutto per Lucchese, c'è la regola Sevilla accetta, si passa ancora al 7, che la mette in mezzo, è un tiro in porta, quello di Calvaruso, è il gol del 4-0, sorpreso Miceli, 4-0 e partita definitivamente chiusa, ha segnato pure Calvaruso. Scambia col 30, duettano, palla un po' larga per lui, palla che esce, sta rimessa 3M che adesso vuole dilagare questi minuti finali che mancano, c'è solo Lucchese che gira tutto per Calvaruso per chiudere la partita, Calvaruso 5-0, adesso dilagano i 3M in questo minuto e mezzo finale che manca, senza portiere Leonforte, ne approfittano ed è 5-0, doppietta anche per lui. E finisce qua
tra 3M e Città di Leonforte è 5-0, è trionfo totale dei Verdi che asfaltano il Leonforte per 5-0, grande partita, grande prestazione di squadra.